Con la Maker Faire. Sono le 10 del mattino, sono già le 10:10 e siamo aperti. Stanno sistemandosi i maker in postazione, stanno arrivando visitatori. Ringraziamo tutti, soprattutto quelli che sono venuti già ieri e oggi ritornano. Portate, chiamate amici, famiglia, conoscenti. Siamo aperti adesso dalle 10 fino a mezzogiorno, poi avremo 2 brevi ore di pausa per recuperare le energie e dalle 4 alle 7 di questa sera, quindi fino alle 7 ci trovate qui in piazza. Venite oggi perché domani, lunedì, non ci siamo più. Buono però Carlo. Sì, buongiorno a tutti. Pronto? Si sente? Pronto? Sì, mi vengo tutti i virus. Ciao, buongiorno. Come va? Buona domenica. Abbiamo cominciato in tempo. Aspettiamo tante persone, tante famiglie, tanti amici. Abbiamo tante novità. Un bel collegamento con la Luna o no? Qualcosa o l'Antartide, ecco. Poi saremo anche su Facebook dal vivo, anche su YouTube. Questo è un lavoro grazie ai ragazzi che ci aiutano da lontano. Flavio, devi farmi una domanda però te. Devi farmi una Devo farti la domanda con Costanzo, che è di rito ogni anno. Devo farti la domanda con Maurizio Costanzo. Mi fai una musica? No, non ce l'hai ancora. Pam 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 pam, sono obbligato. Benissimo, allora siamo qui con Enrique Canetta. Di un mattino ancora una voce batta, vero? Come sta andando quest'anno? Mi piace il villaggio? Questo è un villaggio, Sì, ma ho capito la domanda, non va bene, scusa. Allora ripetiamola, come queste cose che si infila davanti ai comuni, che si infila a piazza, che è questo villaggio? Più o meno sì, auguri. Più o meno sì, quindi auguri, cominciamo. Più o meno sì, gli amici sono arrivati. Più o meno sì, grazie ancora. Auguri, vi lascio il palco a voi perché più o meno sì, auguri. Più o meno sì. Quindi lo consegno a te, caro. Ma forse dopo. Più o meno sì. Più o meno sì. La sfera, anche il tavolone. Ciao. Se lo prendete si sono di lontano nostro. Più o meno sì. Più o meno sì. Intanto che si preparano gli artisti, ricordo a tutti che è possibile iscriversi per i workshop e i laboratori. L'iscrizione è qui nell'Infopoint, segreteria Maker, qui dietro al palco. Ci sono tanti laboratori anche oggi per ragazzi dai 6 anni in su fino agli adulti. Sono laboratori con i microscopi, sono laboratori di ballistica, sono laboratori di programmazione, ci sono i laboratori in continuo di engraving e di incisione e di disegno con la penna 3D. Ci sono i musei della scienza interattiva qui aperti nel padiglione del Science Picnic e dei workshop, e poi ci sono i nostri maker sempre più pronti a raccontarvi quello che stanno facendo. Grazie e buona giornata. Prova 4, 5, 6, prova. Hasta ahora no se canta, hasta ahora son civilización, ahora ancora ciò che fa.
Intanto che ci sono le prove, io vi aggiorno sempre sul programma della giornata. Oggi abbiamo anche un po' di eventi straordinari, quindi chi viene questa mattina vedrà cose che ieri non ha visto nessuno perché non c'erano. Questa mattina abbiamo il Symposium Steampunk. Tra 15 minuti qui dal palco, esattamente alle 10:30, per un'ora, ci sarà il Simposio degli Steampunk. Una conferenza scientifica serissima, però fatta come se fossimo nell'Ottocento. Quindi io invito tutti a venire qui al palco per il Simposio degli Steampunk. Dopo avremo l'altro momento topico di questa mattinata, alle 11:30, subito dopo il Simposio Steampunk, avremo il collegamento in diretta con l'Antartide, dove un ricercatore cristino che è venuto l'anno scorso alla Maker Fair ha potuto conoscere, perché era qui come maker a lanciare i razzi d'acqua per i bambini, lancerà i razzi d'acqua ma dall'Antartide. E ci racconterà, fin qua, e ci racconterà, li lanciamo qua, ma lui va via, con un ritardo intergalattico. E ci racconterà come si vive per, credo, 7-8 mesi, almeno 70 gradi. Quando è fuori, quando è dentro è un po' più fresco. Poi abbiamo altre attività di maker, abbiamo dei concerti di musica, abbiamo una dimostrazione di un gioco, abbiamo il gioco di Tactical Drum, grande atteso di questa stagione, 120 anni del tram di Officina, il nuovo gioco di Diego Manna e Eric Tarantin. Avremo, l'ho detto dopo pranzo, avremo una conferenza sulla storia degli orologi, fatto da persone che hanno fatto parte di questa storia, la famiglia Solari, di Pesaris. Avremo i nostri ospiti della Fabula di Croazia e organizzatori della Maker Fair di Zagabria, e inviteremo tutti quanti ad andare alla Maker Fair di Zagabria, una bellissima festa. Qui la facciamo in piazza, loro la fanno nel museo di Tesla, con tutte le macchine di Tesla, con dimostrazioni bellissime. Abbiamo appunto concerti il Same Show, è stato un grande successo ieri, questo spettacolo di chimica divertente, e poi abbiamo in chiusura in serata, diciamo alle 5, alle 6, l'anticipo di Notte dei Ricercatori, che è l'evento europeo degli scienziati che scendono in strada e raccontano la loro ricerca. Avremo un'anticipazione, qui a Trieste Notte dei Ricercatori si farà il 30 di settembre, chiusura del mese, ma intanto ci fanno un'ora di pillole di scienza intervistando 6 ricercatori che racconteranno cosa fanno nella loro vita scientifica. L'ultima chicca in chiusura questa sera, il grande maestro Massimiliano Massimo Cernetta, che mi dicono essere qua in zona, ma non saprei, non lo riconosco. Non lo vedo. Ho visto girare. No, anche lui non si ricorda. È un ragazzo giovane, mi hanno detto che sei giovane ha sempre due informazioni sbagliate. Esatto. Giovane, hanno detto giovane e bello. L'ordine è importante. Va bene, io vi lascio per l'inizio dell'intrattenimento anche a voi. Ma parlano, usano un linguaggio aulico. Bello. Quindi li ascolteremo. Guarda che è l'ultimo che ti parlo, perché guarda che dai esce da non caffè. Spento. La canzone della mattina si troverà il Cernè pentagolato. Stai lontano a stupore, o Cernè pentagolato. E comunque noi siamo già in streaming, confermato? Siamo già in streaming sulla pagina Facebook Maker Fair. Ciao amici del Maker Fair. Telecamere. E su YouTube sulla pagina Allora, oddio, Antonio, posso avere un primo piano? Salutiamo. Sono il primo piano? Quasi? Manca poco. Ciao amici del Maker, un saluto dal vostro bellissimo, bravissimo Claudio Furiano, accompagnato dai suoi balletti, dai suoi simpatici balletti o servi di scena, chiamateli un po' come volete. Ciao, sono i balletti. Ciao, Sono i sottomessi balletti. sottomessi anche sua moglie. Flavio ragiona in più, però Flavio è sottomesso.
ci sono un sacco di cose da toccare, ma Dai, ci sono anche delle leggi che lo vietano. no, questa è zona protetta. Proprio vuol dire zona a favore del seno, vuol dire. Allora, amici, piano piano accontentatevi perché tra poco ci sarà non un'esibizione ma di più, un simposio. Un sempiosio. Se lo facessimo noi sarebbe un sempiosio. Però un simposio saremo qui a vedere Lui ti sta cambiando a te. Ci deve puntare il telecomando verso il flanco. Perché lì non si arriva a cambiare il telefono. Quindi se noi siamo su internet, siamo virtualmente in tutto il mondo in questo momento, siamo ovunque. Siamo ovunque e se uno sta ascoltando da qua può andare a casa a guardare lo streaming, e viceversa però. Solo magari uno in Olanda per dire guarda lo streaming può venire in Piazza Unità Trieste entro questa sera, entro le 18:15 che c'è un workshop di improvvisazione musicale con un bravissimo artista, che purtroppo non è potuto venire, però ci sarà imparato Adesso abbiamo il cartonato parlante. stanno arrivando per preparare il famoso simposio. Vedi? Saranno le robe anche come ci si prepara il tè in questo 800 che non c'è. Un tavolino? Sedia. Ma queste sono le mie ali? No, sedia no. Sono le mie ali quelle lì? Vabbè, fra 10 minuti Steampunk Simposio, siamo qua al centro della piazza, da dove sentite queste voci. Benissimo la panchina. Quindi se avete fatto colazione oppure vi portate un sachet per asporto. No, da sola. Se volete io eseguo una H. Cosa fa? Una H. L'H. Un'arca. Era anche l'H di Noè era. E tra l'altro se la H fosse italiana sarebbe prima di grida, sarebbe perché l'H è muta. In forma? Grazie. Perché tutto il caffettino spiega... Non ho ancora bevuto il caffè. Però avremo un'ora di caffè, un'ora di simposio steampunk. Allora steampunk, a parte che lo spiegheranno dopo, no? Steampunk, ma è una sorta di passato alternativo in cui non era stata scoperta l'elettricità. Esatto, e quindi tutta la tecnologia si basa sul vapore e sul vapore. Se magari sbaglierò tutto, però se lo ricordo. Steampunk è una parola napoletana che è chiaro. Steampunk vuol dire che siamo qua. Steampunk vuol dire che siamo seduti sulla panchina. Steampunk. Poi siccome in quel periodo si soffriva tantissimo, vabbè, la malattia è una 3-4 persone, però quello lo ricordiamo tutto. Ci sono un sacco di oggetti interessantissimi. Questo magari, Questo è geniale. hanno inserito il tè vero? Io che sono amante del tè. Ma il cucchiaino è d'oro? Loro? D'oro massiccio. Ma sì, ciò che parole italiano su così, ma dai su. Loro, ma dai su. Basta. Allora, sono solo le 10. Sì, questo livello è bello da Il numero di ragazzi del giorno scusa, questo è della giornata. Questo è tutto che non è colpa nostra perché non abbiamo bevuto il caffè. Esatto. Se avessimo bevuto il caffè, sono arrivato a metterlo. Questo è uno specchio. Sono proprio belli. Perché per le ragazze? Già il fatto che mi hai detto per le ragazze? Perché per le ragazze? Grazie mille, grazie. 1800 C'è un richiamo al famoso colpo. Bello, grazie. Bellissimo, grazie. E la spilletta del simposio. Grazie. Grazie. Grazie, perché anche noi siamo
come amiche. Più o meno, sì. Ma dai, Più o meno, lui è rimasto reato, vivo. più o meno, sì. Sì. È vero che Johnny è un mostro di pieno di marmellata. Dai, basta, basta. Anche alla crema. Sto chiedendo, Più o meno, sì. ma c'è il Kraken, ce n'è uno solo, c'è il Kraken o è una baracca? Il Kraken. No, è il suo nome, è del nome. Ah, non proprio. Sì, che poi deriva da una leggenda, perché in effetti Verne si è basato su delle leggende dei mostri marini sulla base di verità che in realtà non erano giganti, ma erano dei calamari. Sono trovati dei resti di calamari giganti che stanno sui fondi marini, proprio del mare, quindi per noi l'uomo non è mai riuscito a vederli, però si sono trovati dei resti. Ma dai. Però il Kraken comunque esiste. Sì, beh, no, c'è anche a Trieste si dice, perché siccome sono animali pericolosi, che tirare i Kraken, si dice quando tira questo qua, sono Dici il tuo nome? Alessandra. Poi hai anche un nome stimpante. Certo, allora io sono Alessandra Carrere e sono la presidentessa dell'associazione Stimpante Nord-Est. E poi più avanti arriverà anche la vicepresidente, che è Nelfe, perché noi siamo per l'unità dei popoli. un elfo. E quindi non guardiamo a razze e religioni, noi accogliamo tutti, basta che siano stimpante. E il tuo nome è Il mio nome stimpante è Sky Lady, perché io volo alle mie ali, sono quello lì. sì, poi ve le faccio vedere in movimento e quindi ognuno di noi poi si crea un personaggio. Io sono Sky Lady, sono l'assistente del professor Alkins che purtroppo non è potuto venire per problemi di salute, che è il nostro scienziato pazzo, che infatti lui sarà le cantine del simposio, perché lui si va studente, poi sì è il mio compagno, e esclusiva mondiale fa un mese. Entrambi gli universi. Sì, tutti. Scusa, ma io voglio sapere, la cerimonia stile stimpante? No, perché abbiamo invitato a una cerimonia, la facciamo in comune a Treviso, è una cerimonia intima, e quindi siamo al secondo matrimonio, e quindi mettiamo in imbarazzo gli ospiti, quindi che erano i miei e i suoi figli, siamo negli stessi stimpanti. Magari la però sicuramente magari ne organizziamo È una bello cena. capire i figli degli esclusi. Ecco. Ah già, è vero, e poi tu puoi celebrare, Si certo. stanno aprendo. Allora, Immagino che dovete ancora preparare qualcosa. allora chiediamo al nostro capo cerimoniere qui a Trieste, Guido, siamo pronti, allora, però approfitto per chiedere ancora una cosa, ma in questo tentacolone del Kraken c'è una gondola? Sì, perché allora, Stimpante Nord-Est, la nostra sede immaginaria è su un palazzo super grande. Il nostro ospite, che è la dell'associazione, il nostro logo c'è appunto il Kraken che prende una gondola, e questo Kraken è quello che vive nella laguna di Venezia. Ah, c'è un Kraken nella gondola. Al momento sì, perché noi abbiamo Ok, tira giù le gondole. per esempio quando ci spostiamo verso Padova, invece noi andiamo a caccia di Kraken, perché vicino a sì, a Padova, vicino a piazza vicino a piazza delle Erbe c'è la famosa polperia. Che non si sa da dove arriva sto folco. E quindi il Kraken sarà a cerca dei suoi figli. parenti, Noi non gli- so, guarda, lei è un Kraken in testa, sì, i cuccioli, un Krakenino. c'è qualcuno anche che li alleva, ma non siamo per allevamento. Qualcuno ha provato Kraken ai ferri, ha provato qualcuno o non ancora? Allora, in realtà li abbiamo provati tutti i modi, Ok. perché anche se dicono che quelli grandi sono buoni a sapore, non è vero, come dire stesso. Poi la cosa
proprio, alcuni dei sono dei mercenari, però un nemico reale, abbiamo anche delle armi ma non le abbiamo mai usate, facciamo tanto fumo e non sono Al limite per strada. il Kraken sì, perché è forte, come dicevo, insomma. Quindi diamo il via, il successo. Io do la parola a Guido, direttamente dal Nautilus, che voi già conoscete. Simposio. Infatti, nella spilla qui c'è il Nautilus, il capitano Nemo, dove lavora dentro. Attualmente sono imbarcato sulla Folco 2, che è una delle navi di supporto del Nautilus, perché ovviamente il Nautilus ha le sue cose. Noi sulla Folco 2 ci occupiamo di fare ricerche, di andare a fare rifornimenti. Infatti le cose che farò vedere sono appunto le scoperte che abbiamo fatto durante le nostre indagini con la Folco 2. Nemo era avanti, Cioè, Nemo era talmente avanti che spesso dicevano Nemo prospetto di parte. Una cosa che volevo aggiungere, un'ultima cosa che volevo aggiungere è che, ad esempio, noi ci scriviamo con gli abiti del periodo vittoriano anche le acconciature. Ad esempio, io oggi dovrei avere gli unghie per essere biologica. Invece i capelli corti, perché si portavano nell'Ottocento i capelli corti con le donne? Le pazze sulle streghe. Ed è per questo che io anche detto che non avrei capelli. Allora per solidarietà me li vado a tirare su. Quindi lascio la parola a Guido. Grazie, ci vedevo tra poco. Allora, ringrazio tutti quanti i partecipanti a questo primo Steampunk Symposium di Trieste. Come avrete capito è una prima edizione di un evento che speriamo di poter riprodurre più volte anche insieme di questa grande attività che è la Makersfair. Che cos'è uno Steampunk Symposium? Allora, come sicuramente saprete, o come sicuramente ricorderete, nell'Ottocento era uso delle società del National Geographic mandare degli esploratori in giro per il mondo per scoprire, mappare, cartare, recuperare tutto lo scibile, tutte quelle informazioni, tutte quelle situazioni che non erano conosciute e che potevano portare interesse, anche dal punto di vista economico, alla società o alle varie attività, da cui il National Geographic e tutte queste cose. La nostra società di investigazione internazionale, che comprende ricercatori di tutto il mondo, ha dato libero mandato alla ricerca e alla scoperta e oggi presentiamo quelle che sono le scoperte, le innovazioni, le idee che questi nostri ricercatori hanno ottenuto e che ci vogliono oggi dimostrare. Vorrei dare allora la parola al nostro primo esponente. Allora, io sono un macchinista di una locomotiva a vapore definita Taurus, perché era il primo prototipo fatto in Inghilterra per trasportare dal porto di Londra alle terre tutto quello che serviva per costruire. Noi come macchinisti, l'avete visto anche tutti i film, ci si sposta. Nei film fanno vedere che sono vestiti di bianchi, candidi. In realtà eravamo o vestiti con del cuoio o in nero. Il mio nome è Steam Loren, da vapore che avete capito, e progetto il mio autorespiratore. Perché a quel tempo, per non essere bombardati durante la guerra, eravamo tutti in trincea. Uso il fumo, vaniglie, fumigine, non ci faceva vedere e non ci faceva respirare. Questo è un respiratore portatile monodose, veniva caricato alla partenza dal porto e permetteva un uso di 2 ore e mezza di aria. Se tu in 2 ore e mezza riuscivi ad arrivare alla stazione successiva, lo ricaricavi, se no arrivavi con dei polmoni saturi. Come funzionava? Tramite questa cannuccia veniva pompata l'aria compressa all'interno, veniva riempito il serbatoio, dopo tramite delle regolazioni veniva portata attraverso, adesso ve la faccio vedere, attraverso questa macchina con un secondo